Cosa vi siete detti? Beh, ci siamo detti che ci vogliamo bene. Certo. Una cosa sì. Un comune è una vita che continua indipendentemente da chi lo amministra, da quale sia il sindaco, quindi è bene che ci sia un affiancamento in questa prima fase per il trasferimento di tutto quello che è in corso, lavori in corso d'opera, eccetera, le convenienze. E quindi è un discorso che abbiamo iniziato stamattina che probabilmente, essendo molto complessa la situazione, come è normale che sia, e quindi ci sarà bisogno di ulteriori incontri magari per il trasferimento dello scibile. No? Qual è l'augurio che fa al neo sindaco? Beh, che abbia 5 anni più fortunati dei miei, senz'altro, perché è stata una lunga situazione di disagio, quella vissuta col Covid e con le altre problematiche che sono nel frattempo intervenute. Dopo le disgrazie del Singrum e dopo le sciarissime mi auguro che siano gli anni buoni i suoi. Ecco. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco Antonio Miato per il lavoro che ha svolto in questi 5 anni. Come ha detto lui, sono stati 5 anni impegnativi e va riconosciuto insomma quello che ha fatto. Sono state fatte anche tante cose positive, alcune insomma da finire, ci sono alcune criticità, ma insomma in questo frangente ci sarà sicuramente una collaborazione per prendere possesso insomma dell'iter di tutte le questioni che sono aperte e quindi questa è una cosa positiva, l'abbiamo sempre sostenuta e noi pensiamo anche di continuare un'amministrazione che sia collaborativa con le minoranze. L'emozione questa mattina nel salire le scale del municipio? Sì, emozione sì, ma come sempre con tanta responsabilità e tanta anche preoccupazione naturalmente. E come sapete, voglio dire, come ha detto anche Antonio, il mandato non sarà facile, i 5 anni che ci aspettano saranno anche impegnativi, quindi rimane sempre una questione soprattutto di responsabilità verso i cittadini e verso la città. E quanto alla futura amministrazione? Ancora qui ci sono dei punti di domanda, sinceramente non sono sciolti tutti i nodi, ma insomma gran parte della giunta è già predisposta, rimane da sistemare ancora 2 o 3 assessorati. C'è una questione anche di competenze, no? Che voglio dire gli assessori che dovranno insediarsi dovranno essere molto competenti e dovranno avere una buona volontà, lavorare tanto, io penso a tempo pieno per la città perché questo è importante e quindi questa sarà una priorità, insomma, questo è la cosa principale. Ecco, abbiamo visto con lei stamattina Giulio De Antoni, quindi vice sindaco. Allora, sul discorso del vice sindaco non ancora, Giulio sarà sicuramente uno degli assessori più importanti della giunta, nel senso che lui ha sempre dato massima disponibilità, è molto interessato alle questioni, quindi De Antoni sicuramente sarà assessore al personale e molto probabilmente anche al bilancio. E lei cosa terrà a sé? Allora, ancora stiamo un po' valutando se i servizi sociali o altre competenze. E darà deleghe ai consiglieri? Allora, la questione delle deleghe, io vorrei rilanciare la questione delle commissioni consigliari, che secondo me è un organo sì, così molto importante e che ha delle funzioni. Secondo me in questi anni è stata un po' trascurata questa funzione, che nelle commissioni c'è un modo anche di far lavorare le minoranze, ma anche personale informato quanto competente e dei professionisti anche, quindi daremo più importanza al discorso delle commissioni.